l'ospitalità, a tutti voi per essere intervenuti, riguarda la presentazione di un lavoro cinematografico, una trilogia di cortometraggi che è importante capire perché sono nati e soprattutto dove sono nati. Il rapporto tra la Sardegna e la cinematografia in generale di lunga data, ci sono state delle sperimentazioni, ma anche dei risultati concreti molto importanti già dagli anni 50, basta vedere tutta la produzione che ha riguardato l'interno della Sardegna, in particolare Orgosolo, ma anche altri paesi, sia con De Seta che con Fiorenzo Serra, che poi è sfociata nei primi anni 60 con il monumentale Banditi Orgosolo, e poi la produzione recente, che è quella che parte dalla fine degli anni 90, o perlomeno dalla seconda metà degli anni 90, e tramite gli autori noti oggi arriva proprio fino ai nostri giorni. Una cosa importante da dire però è anche questa, che a parte la grande cinematografia, cioè quella finanziata, quella presente nei premi cinematografici importanti, quella maggiormente vantata e più facilmente promovibile, esiste una cinematografia non solo e non più semplicemente documentaristica, che sta facendo anche in quelli che sono gli esempi di attivismo culturale della Sardegna, dell'interno, ma anche delle città sarde. E questo lavoro nasce proprio in un clima di questo tipo, cioè uno dei premi di letteratura in lingua sarda di più lunga data, che è il premio Logudoro di Ozieri, da non confondere con il premio Città di Ozieri. Ozieri vanta 2 premi di lunga data. Stiamo parlando di un premio che inizia negli anni 80, per cui che ha oltre 35 anni, ha deciso di utilizzare la settima arte per far concorrere dei poeti o degli sceneggiatori in lingua sarda, oppure in una delle varietà linguistiche presenti in Sardegna, quindi farli concorrere e poi dai loro lavori trarne appunto una trasposizione cinematografica, un cortometraggio ovviamente, per cui la trilogia altro non è che 3 edizioni di premio Logudoro, all'interno del quale è stata prevista una sezione dedicata proprio a questo tipo di narrazione, per cui alle sezioni tradizionali, che sono quelle che possono riguardare la poesia in rima, oppure la poesia libera, la poesia satirica, che sono assolutamente quelle che conosciamo per quanto riguarda i premi letterari, in affiancamento a queste è stata prevista una sezione da dedicare invece a sceneggiature da cui poi ricavare e trasporre dei cortometraggi. Sono 3 e sono Sareina, Bianche che Isunie e Lughinzos in Suentu. Oggi di questi 3 cortometraggi visioneremo l'ultimo, che è Lughinzos in Suentu. In realtà il regista, che è Gianni Langiu, che è colui che ha curato questa sezione, che cura questa sezione e ha curato questi cortometraggi, quindi la trasposizione di queste sceneggiature in lingua, in poi opera cinematografica, non è nuovo a questo genere di iniziative e ha sperimentato un po' tutti i linguaggi dell'immagine filmica da applicare in diversi contesti, e cioè sia ha fatto spot pubblicitari per i quali ha vinto anche dei premi, è stato riconosciuto in un premio di Enel per quanto riguarda degli spot inerenti ai parchi eolici, ha conosciuto anche il linguaggio da documentarista vero e proprio, cioè quando si fanno i documentari sull'attrattività di un paese, di un territorio, sulla sua vocazione turistica, anche un linguaggio scientifico da trasporre in video, quindi quando ad esempio affrontiamo un momento particolare della storia, per dire quella romana, quando un professore dell'università ci dice quello che è avvenuto e immagina una sceneggiatura per raccontarlo cinematograficamente, Gianni Langiu ha operato anche questo tipo di lavoro. Rimane, che è una delle cose che ha seguito fino dall'inizio, anche il lavoro più poetico-artistico,
che è questo, che è anche quello più difficile da gestire, da promuovere sul mercato ovviamente, perché gli altri lavori magari su commissione hanno un target più definito e hanno anche delle possibilità di commesse diverse, non numerosissime, però esiste un mercato anche per quel tipo di lavori. Si è occupato anche di televisione, quindi ha collaborato con varie TV locali in qualità di freelance, come si dice oggi, quindi di corrispondente chiamato ad hoc per fare dei video oppure montare dei video su richieste particolari, quindi una esperienza di lunga data ma allo stesso tempo anche di ampio raggio, articolata nei diversi modi in cui si sviluppa il linguaggio cinematografico o comunque dei video, e che oggi viene a raccontarci invece di come si può fare cinematografia, cioè di come si può utilizzare il mezzo cinematografico anche in un contesto apparentemente, secondo tanti, tarato e datato, cioè quello dei primi letterari in lingua sarda. È probabile che l'utilizzo di un mezzo così potente e evocativo possa anche migliorare, magari dare vita a un nuovo corso di questi primi, perché se è vero che Ozieri ne conserva due, li conserva da tanti anni e hanno sempre una ricca e variegata partecipazione. Per variegata intendo che partecipano al premio di fatto tutte le espressioni linguistiche di lingua locale presenti in Sardegna, quindi il sardo nei diversi modi in cui può essere parlato e scritto, ma anche il gallurese, il sassarese, quindi il sassarese turitano, il catalano che si parla ad Alghero e il tabarchino che si parla a Carloforte. Per cui se questi premi, non ce ne sono tantissimi in Sardegna, conservano ancora questa forza, è vero che la maggior parte dei premi invece questa forza l'ha persa ormai. Il ricorso al cinema e all'immagine può essere un modo per lanciarli, ma anche un modo per far conoscere questo mondo a un pubblico che lo ha frequentato sempre poco, anche a un pubblico di giovani o comunque più giovanili, ma facilita anche la comunicazione di questo mondo in quelli che sono i nuovi mezzi di comunicazione, quelli che partono dal basso e che ormai comunemente chiamiamo social. Ma esaurita questa breve introduzione, io passerei subito con alcune domande a Gianni Langio, perché l'obiettivo dell'incontro è questo: non solo vedere un corto, ma anche capire come possa nascere un corto. Vi ho raccontato come nasce l'esperienza e da cosa nasce di questi cortometraggi, però poi vi è naturalmente il lavoro interiore che fa un artista, che fa un regista in questo caso, e che porta lui a ritrovarsi un testo tra le mani, una sceneggiatura, e a doverla tradurre nel suo linguaggio e allo stesso tempo in un linguaggio accessibile e comunicativo per tutti, cioè per un pubblico il più ampio possibile. E la prima domanda che faccio a Gianni, dopo queste domande il programma prevede la lettura della sceneggiatura originale, ed è una lettura che si farà in lingua italiana, in modo da capire anche la differenza tra ciò che riceviamo come regista in un primo momento e come poi noi questo lavoro scritto da altri, neanche da se stesso in questo caso, viene trasformato in un lavoro di immagine filmico, quindi cinematografico. Per cui l'introduzione che ho fatto, delle domande dirette che ci fanno entrare sempre di più nel clima che poi ha portato il regista sia a compiere varie esperienze sia ad arrivare a questa esperienza, la lettura della sceneggiatura originale e la visione del corto, in modo per gradi di riuscire a capire come si arriva ad un lavoro e poi alla fine con questo lavoro che cosa si vuole raccontare. E la prima domanda che faccio a Gianni Langio è: rispetto ai lavori che hai fatto in precedenza e di cui ho parlato, quindi rispetto al fatto che hai affrontato diversi linguaggi, come è stato occuparti di letteratura e tradurla cinematograficamente, e soprattutto come è stato anche il fatto di occuparti di letteratura scritta in una lingua che non è solitamente la lingua principale della comunicazione attuale in Sardegna? Buonasera, intanto
ringrazio gli ospiti che sono venuti a vedere questa presentazione, anche se c'è freddo fuori, vedo che siete resistenti, che non sempre la gente quando c'è freddo esce, e ringrazio anche la biblioteca per questa opportunità. Cosa mi ha portato a fare questo lavoro? Innanzitutto, come i migliori progetti nascono per caso. Per quanto riguarda questa trilogia, il primo cortometraggio è stato realizzato nel 2013. Perché? Perché un amico attore che faceva parte della giuria di questo premio locutore di Ozieri mi propose questa sceneggiatura, anzi me la recitò più che me la propose. Anche mi affascinò questo racconto, era abbastanza semplice da realizzare, tutto in un ambiente. Mi raccontava di questo anziano che una notte di Natale, cioè la notte di Natale dopo la messa, rientrava a casa e attizzava il focolare con un attizzatoio. E mi è venuta in mente l'immagine di mio nonno, che il saluto rituale arrivava lì, questo anziano. Insomma, mi piaceva come idea. Poi mi ha convinto il fatto che era tutto ambientato in una cucina, davanti a un caminetto, quindi non c'erano molti lavori da fare, molti giorni per lavorarci. L'unico mio problema era la lingua. Non che non parlassi il sardo, perché a casa mia ho sempre parlato il sardo, però utilizzarla per fare un cortometraggio non ci avevo mai pensato. Però mi ha sfidato, mi diceva proviamoci, l'idea che ti verrà anche spontaneo. Per non sbagliare abbiamo fatto 2 versioni, la versione italiana e la versione in sardo. A mia sorpresa mi sono reso conto che in sardo aveva tutto un altro fascino, rendeva veramente di più, cioè il tema affrontato era più vero, lo sentivo più mio. E così abbiamo fatto questo primo cortometraggio, abbiamo convocato la giuria del premio Lodoro che aveva assegnato il premio a questo racconto, e da quel giorno mi hanno proposto di far parte di questa commissione appunto per scegliere un brano dedicato al cortometraggio, e hanno istituito appunto il premio cortometraggio nella sezione Conto Sonore. E siamo già 4 anni che collaboriamo e abbiamo fatto già 4 corti. In questa trilogia abbiamo i primi 3, poi ci saranno anche gli altri. La differenza è stata questa, che innanzitutto l'interpretazione, rileggerla in sardo per uno che non è abituato a leggere il sardo non è facile, quindi abbiamo fatto fare le traduzioni in italiano per fare la sceneggiatura. Una volta fatta la sceneggiatura poi gli attori andavano per conto loro e il risultato c'è stato. Comunque è stata una bellissima esperienza che mi ha aperto gli occhi, mi ha fatto prendere coscienza che il bilinguismo che abbiamo è una fortuna. Io provengo da una generazione dove si evitava di parlare in sardo, a parte a casa che abbiamo sempre parlato il sardo, però parlarlo fuori non era, sai come dicevano, ma perché parli il sardo? Parli l'italiano, perché il sardo lo usano gli anziani, mi sono reso conto che non è vero. E l'unico mio rammarico è che ai miei figli che me lo rinfacciano, non ho parlato il sardo dall'inizio. Ora ci proviamo qualche anno in più, ci stiamo provando, ma non è facile. Manca proprio la fonetica che io ho preso dai miei genitori. Bene, grazie Gianni. Non solo lingua locale e lingue locali, ma soprattutto la particolarità dei primi lavori, ma anche del lavoro che vedremo oggi, è che non esiste una lingua locale unica che tu utilizzi, cioè i dialoghi avvengono tra persone che parlano come spesso accade, un sardo diverso, perché sappiamo bene che se nello scrivere si può avere maggiore omogeneità, invece nel parlarlo la fonetica può essere anche abbastanza diversa, per cui un sardo del meridione della Sardegna parla foneticamente in un modo, uno del settentrione in un altro, ma anche uno di Oschiri parla in un modo e uno di Tempio ovviamente in un altro, per cui le commistioni di linguaggio non riguardano solo sardi foneticamente diversi, ma magari anche sardo con gallurese, e ci riporta, se vogliamo, indietro. Io l'ho conosciuto questo esempio di trilinguismo fin da piccolo, perché essendo nato e cresciuto ad Oschiri ed essendo di madre gallurese della Gallura di Oschiri e di padre oschirese, quindi ho potuto conoscere la comunicazione di questo tipo, in cui uno parla in gallurese se in gallurese e l'altro dialoga con lui in sardo se invece è sardo di Oschiri, quindi
sardo di Oschiri, ognuno mantiene la sua identità, la sua fermezza linguistica e soprattutto ci si capisce benissimo senza alcun tipo di problema. Ecco, e questo è stato fatto anche nei lavori di Gianni. Com'è stato quindi cimentarti non solo con la lingua locale ma anche combinarle, metterle insieme e raccontarle nei dialoghi? Beh, riferendoti a quest'ultimo corto, che è stato scritto da un ragazzo che è campidanese, però per esigenze di premio è stato scritto da lui stesso in un logudorese, un po' studiato per un logudorese. Ci sono due personaggi che hanno battuto in questo corto. Il personaggio maschile parla perfettamente il logudorese, il personaggio femminile parla il gallurese di Tempio, quindi un gallurese abbastanza diverso dal nostro, di quello di Oschiri. Perché? È stata una scelta un po' per comodità, perché volevo farla sentire l'attrice più a suo agio. Fargli parlare il logudorese non è stato facile, quindi a questo punto per il compromesso, no, parla il gallurese come hai sempre parlato, traduci tutto quello che c'è scritto in italiano in gallurese, fatelo tu e proviamo. Beh, è stato un successo perché comunque è andato liscio e in più, oltre al gallurese e al logudorese, la colonna sonora, perché io curo molto le colonne sonore, che è la parte secondo me è fondamentale per un film, per un cortometraggio, è la parte emozionale, è stata cantata da Franca Masu, che canta prettamente in catalano. Ho scelto una sua canzone, ovviamente è stata molto gentile a darcela eccetera, perché questa canzone parlava di mare. Il mare in questo corto è il fulcro, quindi è stato un bel connubio tra campidanese di origine, logudorese, gallurese e in catalano in sottofondo non ci sta mai. Come diceva Gianni, pur se non facile, è ovvio che per gli addetti ai lavori non è neanche troppo complicato, nel senso che da anni ormai sia i premi sia le esperienze anche di poesia improvvisata avevano portato a una sorta di salto letterario che è il logudorese, così come è noto nella sua versione più classica, per cui bene o male tutti, anche il poeta estemporaneo, che ne so, di Orzulei o di Baunei o quello di Oliena, anche se in quelle realtà sono venuti solo in un secondo momento, così come il poeta estemporaneo del sassarese, bene o male si esprimevano nello stesso sardo e probabilmente per tanti termini, ma anche per alcuni usi fonetici, era abbastanza diverso dal sardo che parlavano loro quotidianamente. Per quanto riguarda il gallurese, si può ovviamente vantare ugualmente una ricca tradizione di scrittura, una ricca tradizione poetica, per cui non si è inventato nulla da questo punto di vista, no? Anche le traduzioni sono facilitate dal fatto che esiste ampia letteratura in materia, seppur non molto conosciuta e neanche troppo nota a chi oggi è più giovane. Basta vedere anche il contesto desugante a Chitterra, in cui il tipo di musica tradizionale che si è diffusa soprattutto nel nord della Sardegna, sia nella Gallura sia nella parte più settentrionale del Logudoro, in cui i testi, cioè le stesse canzoni, possono essere cantate in modo indistinto in sardo oppure in gallurese. In entrambi i casi sono comunque tipologia di sardo e tipologia di gallurese, non dico standard, però che perseguono una certa omogeneità. È evidente che il senso di tutto questo era la comunicazione ed era il fatto che si venisse chiamati a cantare, a dover rappresentare quindi una lingua, un contesto narrativo, seppur musicato, in un paese che non era ovviamente il loro, quello degli artisti chiamati a fare questo. Il cortometraggio Il Limba Tressen desisola, il sardo oltrepassando l'isola, è stato anche recentemente selezionato per il concorso Visione Italiana di Bologna, sezione Sardegna. Cosa ci puoi dire, Gianni, di questo concorso e anche quali sono i tuoi auspici? Il concorso è a livello nazionale, ovviamente io faccio parte, anzi sono iscritto a questo database dove mi arrivano tutte quante i bandi di questi concorsi. Non ho fatto altro che spedirlo e vedere un po' cosa succedeva. Mi è stato comunicato che era stato selezionato per la sezione
Visioni Sarde, che fa parte del premio del concorso Visioni Italiane. Ovviamente avremo poi i dati del premio eccetera dopo il 15, però sono stato già contattato che adesso vediamo cosa. Diciamo che come per questo tipo di lavori in lingua forse sarebbe il primo riconoscimento dopo qualche anno che mi sto cimentando in questa arte qui. Qualcosa ho già preso con altri corti in italiano, ovviamente, ma è più semplice perché ho partecipato a diversi concorsi anche all'estero e diciamo sì, ci siamo posizionati, non sono cifre ovviamente, numeri grossi, ma posizionarsi 50esimi su 1800 non è poco, non è tanto, non prendi niente, però il fatto di essere iscritti al 50esimo posto in Portogallo poi tra l'altro, quindi va bene, ci accontentiamo. Aspettative sono le solite aspettative che si ha quando si fa arte, purtroppo non c'è molto, non ci sono molte occasioni come questa di presentarli, bisogna cercarle, crearle, sperando che comunque a qualcuno piaccia quello che fa, perché alla fine farlo per lasciare nel cassetto non ha senso, bisogna farlo vedere, che se ne parli, che si discute. Addirittura il secondo corto che abbiamo già presentato in questa biblioteca, non come corto ma come tema, parla di eutanasia, quindi è un corto particolare. Chi prenderà il confronto poi lo potrà tranquillamente visionare. È stato fatto un convegno qui sull'eutanasia utilizzando questo filmato di 5-6 minuti di questa storia come spunto. Questo è anche un altro percorso che mi piace affrontare, perché anche con il mio primo lavoro, un mediometraggio, un film di 70 minuti, che parlava la storia di questo anziano che soffriva di Alzheimer, affrontato un po' dalla parte della famiglia, non della malattia, non ha fatto grossi numeri come prodotto, però è stato utilizzato e viene utilizzato tuttora come materiale didattico da chi lavora su questi, dagli operatori del settore, e questo mi ha fatto molto piacere, non erano le mie aspettative, però utilizzarlo come materiale didattico sono una bella soddisfazione. E qui occorre ricordare, prima nell'introduzione avevo detto che Gianni Langio si è misurato anche con un lungometraggio in lingua italiana, Angelo, un lungometraggio che ha trattato un altro tema, se vogliamo, doloroso, che è quello dell'Alzheimer. La domanda che ti faccio però è questa, che secondo me è una domanda che si pongono in tanti quando un regista si affaccia per la prima volta al successo, poi, no? Ma com'è che un regista riesce a trovare i mezzi? Perché non è come pubblicare un libro. Per pubblicare un libro l'unica mediazione è con l'editore, per cui si sa già, pubblicare un libro può venire a costare 2.000 euro, questi 2.000 euro li paga l'editore nelle forme in cui prevede la sua politica editoriale, e va bene così. Dopodiché il libro è sul commercio, per cui nei 2.000 euro sarà ricompreso sul lavoro di un grafico, di un impaginatore, di un editor, di chi fa la stampa, cioè la filiera è abbastanza nota. Ma per quanto riguarda il cinema invece, mezzi tecnici che costano comunque un po' diverso, soprattutto se vogliono avere dei risultati importanti dal punto di vista della fotografia. Attori, non può essere tutto il regista fai da te, cioè il regista sì, fa un lavoro, però deve coinvolgere decine di persone che partecipano alle prove, tutti gli assistenti, perché ovviamente diventa un laboratorio. Ecco, come avviene tutto questo? Com'è possibile farlo? E poi com'è che al limite si può arrivare al successo? Beh, quello al successo, questo dipende sempre da chi guarda il prodotto e dice sì, mi piace oppure non mi piace, però già il fatto di realizzarlo oggi è un'impresa. Come dicevi tu, fare un libro, uno lo scrive, il suo spendio di energie è proprio nello scrivere. Scrivere un film, innanzitutto devi scriverlo, devi sceneggiarlo, devi pensarlo, e per chi come me che non ha grandi mezzi e grandi industrie cinematografiche dietro che supportano, quindi che ricostruiscono tutti i paesaggi, ho sempre utilizzato i posti che abbiamo, a parte che siamo in Sardegna che non ci manca niente, abbiamo mare, abbiamo montagne, abbiamo tutto. L'unico problema fondamentale sono gli attori.
nel senso che non c'è in Sardegna una scuola cinematografica o una scuola di recitazione, però ci sono tantissime compagnie teatrali, ci sono tantissime realtà dove li chiamano amatoriali. Secondo me la parola amatoriale è sottovalutata, perché amatoriale significa amare quello che si fa, e a volte farlo con quell'ottica è molto più di un professionista che lo fa esclusivamente per il lavoro. Quindi sono stato sempre fortunato nel trovare le persone giuste, oppure sono riuscito anche ad amalgamare le sceneggiature in base al materiale umano che avevo. Una nota proprio sul film Angelo, che ho citato prima nel lungometraggio. Per fare il medico ho utilizzato un medico, non aveva mai recitato, ha recitato, non ha fatto altro che quello che faceva ogni giorno, doveva soltanto fare una diagnosi, l'ha fatta nel modo migliore che sapeva fare, ed era credibile perché era un medico. E così tanti mestieri. L'oste l'ha fatto l'oste, che hanno fatto altro quello che faceva tutti i giorni. Ovviamente poi le altre parti ho utilizzato attori che hanno comunque hanno un minimo di esperienza e che non si fanno intimorire dalla telecamera, perché il teatro è una cosa, il cinema è un altro, c'è un altro tipo di approccio anche con gli attori eccetera, bisogna entrare nel personaggio, uscire nel momento in cui il chuck viene dato, rientrare, riuscire. Non è come il teatro che uno ha l'attenzione di quell'ora, è tutta sua e lì è concentrato. Con noi si esce, si entra, si fa un po' di backstage eccetera, però la cosa fondamentale è che ci divertiamo, non essendo un lavoro proprio vero e proprio, perché comunque viviamo di altro, perché non si vivrebbe diversamente, comunque ci divertiamo, siamo un bel gruppo, abbiamo dei ragazzi che collaborano e comunque finora siamo riusciti a fare quel poco che siamo riusciti a fare, l'abbiamo fatto con le nostre forze. Io interrompo il dialogo con Gianni per ascoltare la sceneggiatura originale. Un racconto quindi in italiano per voce di Marilena Carta e Domenico Campesi, che adesso ce lo faranno ascoltare. Prego. Bruscoli. No, non è giusto. Bruscoli di lacrime amare sulla balaustra del balcone, quando un'altra foglia cade e siamo tutti come luccignoli nel vento, a guardare malinconici il tempo che fugge via. Guarda babbo, come lenti respiri continuano a cadere le... Guarda babbo, come lenti respiri continuano a cadere le foglie dall'albero in giardino. Ma non ti angustiare, perché ora la vita per noi due può tornare ad essere felice. E dunque non ti tormentare e non rimuginare ancora per tutto il tempo che è trascorso. Certo, 40 anni senza di te sono stati per me anni di troppa malinconia e tormento, ma sono passati. E così si sono rimarginate anche le mie ferite. Io non ho più rancore, babbo, e non rinvangare più gli errori, le incomprensioni di un tempo con mamma. Anche mamma ha avuto le sue colpe. Ma io ho anche dei bei ricordi. Mi ricordo che quando ero piccola mi raccontavi di te e di mamma, insieme sulla spiaggia di Tuerredda. Il respiro di salsedine che si sentiva soffiare dalle labbra del mare, l'odore del grano al di là dei cannetti, e che fu il suono armonico della tua chitarra e la voce rauca della risacca all'imbrunire a portarti mamma da te, tutta profumata di spighe dorate. E il respiro del mare, in quella notte di chiaro di luna, cullò la mia vita che presto sarebbe nata. Ma gli anni passarono. Allora ero una bimba di 6 anni.
Babbo chiedeva spesso a mamma perché quella diffidenza che a loro raffreddava le labbra e annebbiava gli occhi non potesse mai passare. Le chiedeva perché, tutte le volte che parlavano di ipotetiche infedeltà, lei gli dicesse: a volte però è così. Quando l'anima è inquieta e di ghiaccio sembrano le stelle, può allontanare la gelosia. Ma com'è che l'amore nel cuore non resta? E si soffriva per questo, come se avessimo tutti e tre soltanto bisogno di lacrime. Io so bene che babbo ogni notte, in un letto di spine, attendeva che lei rincasasse, colorata d'aurora e tiepida di sole. Ritornò mamma una mattina, e già, per prendermi e portarmi via con sé. Qualche altro anno passò, però io non volli mai spiegargli niente. E come si nasce, come si muore, e come si tiene caldo un amore, o come si può essere stupidi quando si aspetta una chiamata al telefono che non arriva mai, oppure come si litiga con la vita quando non ci rispetta. Per me babbo, che per il dolore e la rassegnazione di aver perso mamma se n'era andato lontanissimo in Australia, aveva dato tutto per scontato, ed io avevo imparato tutto da sola. Ricordo quel mattino d'inverno, dopo che loro si erano separati, prima che babbo si trasferisse in Australia. Sulla spiaggia di Tuerredda tirava un fortissimo maestrale e per il freddo avevo la punta del naso che non sentivo più ed avevo i capelli scompigliati dal vento. Le mie mani di bambina cercavano di tenersi al cappotto di babbo, mentre il vento mi soffiava contro e indietro mi respingeva. Babbo non vedeva i miei sforzi per raggiungerlo ed aggrapparmi a lui, al suo cappotto. Camminava sulla spiaggia, tranquillo, attento che il suo cappello non volasse via. Non sapeva che per tantissimi anni mi sarebbe capitato di stare controvento. E come quel giorno sulla spiaggia di Tuerredda, per tantissimi anni non avrei avuto un cappotto al quale tenermi, non avrei avuto appigli. E come quel giorno, per tantissimi anni, avrei avuto paura. Ora che sei tornato in paese, finalmente ti ho potuto ritrovare, babbo. Figlia mia, ho trascorso questi lunghissimi anni che non finivano mai con un rimorso dentro, con le ansie, con il pianto. Ho passato notti insonni e più avevo lasciato trascorrere il tempo e più mi era mancata la forza d'animo di riavvicinarmi a te, amata figlia mia. Ah, oggi bussando alla mia porta, ci hai pensato tu. Babbo m'abbracciò, stringendomi forte come allora. Quella sera, come lenti respiri, continuarono a cadere in giardino le foglie dell'albero. Lo so bene, babbo. Non sarà facile ingannare il tempo. E quest'altro nostro prossimo inverno, che un po' di più ci imbiancherà i capelli. Anche i miei, lo sai, non è vero? Ma ora vieni dentro, babbo, perché si raffredda il pane abbrustolito. Grazie a Marilena Carta e a Domenico Campesi per l'interpretazione della sceneggiatura originale. Quindi Gianni Langiu si è ritrovato questo testo, come potete notare nel testo in prosa, immaginatelo scritto in sardo, scompaiono quelli che sono gli elementi caratteristici, o se vogliamo più noti della poesia in sardo, soprattutto della poesia in sardo fino
ad un certo punto della storia poetica della Sardegna. E che cosa intendo con questo? Le forme più arcadiche, no? Quelle più liriche, più d'amore, ma se vogliamo anche quelle che riguardano il paesaggio, il contesto naturalistico in cui il poeta, i personaggi del discorso poetico sono immersi. Quindi tutto questo scompare, Gianni Langio si ritrova tra le mani questo lavoro, questa sceneggiatura, e che cosa fa? Bella domanda. Intanto questa è la terza sceneggiatura, quindi non è stata più lei a cercare me, ma io a cercare lei, nel senso che l'ho scelta tra tante. L'anno poi ce n'erano ovviamente tanto, un centinaio. Ovviamente chi scrive non scrive per un corto, quindi non pensa a come va messo in scena. Io invece, mentre leggevo, vedevo già le immagini. Ovviamente, essendo un corto, si cerca di concentrare in pochi minuti il senso della storia. Alcune parti non vengono tralasciate e vengono rimarcate quelle che io, secondo me, perché poi è una mia visione personale di quello che ho letto, che secondo me vanno rimarcate. Io qui vedevo una donna matura di oltre 46 anni, perché se mancava il padre da 40 anni, lei aveva 6 anni, sono 46 anni, una donna insomma già vissuta con un suo vissuto, una ricerca dell'identità attraverso la ricerca del padre. Ma vedevo anche, e lì è stato un po' anche discusso con l'attore, vedevo una donna senza rancore, un comportamento un po' diverso da chi perde un padre, o perlomeno viene abbandonata dal padre, senza capire a 6 anni le motivazioni, ma neanche senza entrare in merito alle motivazioni, solo il fatto che abbandonata la reazione doveva essere un pochettino più aggressiva nei confronti del padre, invece qui no, cercava una sua identità, cercava il padre, l'ha ritrovato e si aspetta poi un'evoluzione, che ovviamente il corto finisce abbastanza aperto, quindi uno può interpretarlo come vuole. Adesso lo vediamo e vi rendete conto che questa è la visione che ho avuto io leggendo questo racconto. Poi bisogna vedere se chi lo vede ne trae le stesse conclusioni. Ecco, possiamo oh mar azul, perché te olvidas la distancia que m'ha ferit el cor sense més esperança. Me posa al teu costat, imploro el seu retorn i ja sento una flama viva que crema el seu record. Oh mar azul, perquè quan ha baixat la tarda t'acostes al meu cos sense besar-me els llavis, sense besar la pell, banya les meves mans, no m'acariciaràs també si juro que jo t'estic. Quan tota la ciutat somia la nit l'oblit, jo canto a la costera una pregària i tu. Figliolata, mi sono silente a fare le bronche della criacia alla corte.
Marini, respiri lene. Ma tu non ti tormenta. Chi aveva l'aita per noi due? Potrai sapere. E tanto non ti pide appena, e non sta rimuginendo in altro tempo passato. Certo che 40 anni senza di te sono stati anni di tormento per me, ma sono passati. E vali pure le mie viruti si sono quasi chiuse. Non ho più di rancore, va. E dunque tu non sta più a pensare agli sbagli e a tutte le volte che non vi siete comprese con mamma. Pure mamma e alle sue colpe. Però io m'ammento pure cose verde. M'ammento che quando era minoredda tu mi facevi sempre lo conto di te e di mamma insieme e l'alza di lomar di tua erredda. Mi fai dai di l'aleno salito che innalzava dalle labbra dell'omare, dell'odore dello tricco a chi dà la delicanni, e mi dici che a ricani a mamma onde a te era stato lo suono armonioso della chitarra toia, insieme alla voce arroghita della torrata di Londi. Mi dici che mamma aia un odore buono di spicchi d'oro e che lo respiro di lo mare in questa notte di luna hai anninniato la ita mia che non eri stintato a nascere. M'ammento che sa mattinata di arro quando i deserani separate prima che babbo se ne andesse in Australia e l'alza di lomari in tua erredda vera un vento volti e hai alla punta dello naso che non me la si ria più paluvrito e i peli tutti spalguddati dal vento, le manare di me, mani di stella minori, cercare di attaccarsi al cappotto di babbo perché hai al vento in faccia che mi ci spignia da reto. Babbo non se ne avvidia degli sforzi che era vendi paponello fatto ed non la sapia che pa un bel d'anni mi sarebbe successo da eloento contrario. E come la di la spiaggia di Tuerreta, pa un bel di tempo, non avrei avuto un cappotto pa attaccarmi. Abba che te ne sei turrato, già era ora. T'hai potuto turrare a tabba. Figlia mia, ho sempre passato tutti questi anni che non finiano mai, con suo rimorso entro, con suo soriolos e suo pianto. Ho sempre passato un altro sé che nessuno, e più se io ho lasciato passare il tempo, e più ci mi è mancata la forza di mi tornare a cuziare a te, amata figlia mia. Ma ora, so che mi sa già di domo, ma hai pensato tu. Diana s'occupa. Non ce n'era tanto bene a trampare tempo e a passarci lo arro che imprendi. Che ci sbiancherà un altro poco di pili. Pure le mie. La sai, ero. Però vai e trattieni, che ti si infrisca lo panarostetto. Oh mare azul, perché ti olvidas la distancia que m'ha ferit el cor sense més esperança. Ma posa al teu costat, t'imploro seure tot i ja sento una flama viva que crema el seu cor. Oh mare azul, perché me deixes les distàncies
resta l'oro dal sud, sopra la per calçada, agafa tants records, retorna al mar azul, que m'imagino sola, nomenada la bellesa, la naturalesa que era del meu amor feliç, que s'esvaneix un somni tan antic de vida, la naturalesa que era del meu amor feliç, que s'esvaneix un somni tan antic de vida. Io direi anzitutto che è proprio un bel gallurese, cioè ben parlato, insomma, dall'attrice molto brava, però bello anche ora non so se tutti in sala lo capiscono senza bisogno di introdurti, immagino buona parte di sì, però è proprio bello poi con questo sardo che entra solo verso la fine. È una scelta ovviamente del regista, no? Perché uno può anche chiedersi ma com'è possibile se la figlia parla il gallurese che il padre in realtà parla il sardo. Licenza poetica la chiamavano. Però conosco dei casi di questo tipo, cioè nei paesi bilingui nel senso sardo, che sono i paesi nostri poi, quelli che da Uschili diciamo, ma anche alcuni dell'Anglona come Perfugas, per esempio, in cui convivono o comunque hanno convissuto le due lingue locali, sardo e gallurese. Questo è avvenuto e fino a un certo periodo è stata una cosa anche abbastanza normale, però come viverlo da regista? No, è stata un'opportunità più che altro, perché visto che lei era gallurese madrelingua, appunto come ho detto prima entrava più nelle sue corde, era proprio la sua lingua, quindi non ho voluto forzarla e quindi andava benissimo così. Poi mi è piaciuta proprio questo modo di parlare il gallurese, anche i termini ricercati, anche c'è stato un po' di lavoro con la madre dell'attrice che gallurese è proprio doc, quindi la traduzione è stata curata più che altro da lei, proprio nella ricerca delle parole, del significato del testo in sardo, trasformato poi in gallurese. Io però, anziché proseguire io, se qualcuno di voi ha una curiosità, perché ecco, quando si ha a che fare con l'espressività artistica, in particolare con il cinema, il mezzo cinematografico, qualche curiosità uno lo può avere, quindi anche su questo modo particolare di intendere quello che è il contesto letterario e poetico della Sardegna, delle lingue della Sardegna, no? Perché anche se in ritardo è comunque un mondo nuovo che si sta affacciando in questo contesto e che è figlio del clima che bene o male si vive in Sardegna. C'è da dire anche che è stato lo stimolo per realizzare il primo corto. Da parte mia c'era la voglia di sperimentare questo non nuovo ma linguaggio per quanto riguarda il cinema. Dalla parte dell'attore che me l'ha proposto era proprio la voglia di cambiamento all'interno di un premio che da 30 anni, 35 anni insomma aveva sempre lo stesso modo di fare, lo stesso stampo, diciamo. La sua era proprio la voglia di cambiamento, di fare novità, e questa è stata proprio l'occasione per provarci, e è stata apprezzata, perché poi alla fine da quel corto è nato poi il sodalizio con il premio per la continuità. Qualcuno ha qualche domanda, qualche osservazione, anche una riflessione ovviamente, ecco, ben accolto qualsiasi tipo di intervento. Prego. Posso? Certo. Allora, volevo chiedere a Gianni il fatto che Maria Antonietta si chiama l'attrice? Sì. Che Maria Antonietta parli gallurese, fra l'altro molto brava.
e Nino Pericu parli il Logudorese, Logudorese. Potremmo leggerlo anche come un fatto di difficoltà comunicativa fra padre e figlio, tra virgolette, padre e figlia. La figlia parla una lingua, il padre ne parla anche un'altra. Ma vogliamo leggere tra le righe, dici? Tra le righe, sì, implicito. Sì, perché no? Anche se diciamo che tutto il tema non è sulle motivazioni, perlomeno sul racconto parlava di una motivazione, una giustificazione per il fatto che il padre fosse andato via, mentre io questo a me non interessava, mi interessava più che altro mettere in evidenza la reazione della figlia, cioè il fatto che non fosse, che non avesse più rancore, la ricerca di una sua identità attraverso il ritrovamento del padre. Io ho puntato su quello, infatti manca proprio la parte dove giustificava il padre e dava le colpe alla madre, quella io non l'ho voluta mettere. Mi piaceva l'idea mi è piaciuta l'idea che ha avuto lo scrittore di questa empatia tra la figlia e il padre che non c'era, fino a che non l'ha ritrovato senza rancore. Però la lettura di due linguaggi diversi per incomunicabilità, dici, può essere anche questo, certo. Mi piace molto l'immagine del mare, te l'ho anche detto, il flashback. Mi sembra che in quell'immagine ci possa essere l'idea proprio di una pacificazione, anche, no? Un ricordo struggente, un desiderio di ritornare indietro, anche un po' magari idealizzato. Mi piace molto la lettura che hai dato Del flashback. Sì, molto, molto. Anche, ecco, una curiosità, il padre. I colori dei vestiti del padre, li hai sempre immaginati così? O ci hai lavorato sopra o ti sono subito venuti immediatamente questi? No, il mio problema è che io leggo per immagini, finché non trovo quell'immagine che ho letto. Hai immaginato vestito così? Sì, Okay. proprio ricercato. Grazie. Qualche altro spunto, osservazione o riflessione, senza curiosità? Cerca di dire le cose scontate, il tema del perdono è bellissimo, che c'è proprio da parte della figlia, non c'è la condanna, come ha detto lei, non c'è il rancore. Probabilmente c'è stato tutto un lavoro anche che lei, che non si vede naturalmente, nel suo vissuto, una donna matura, una donna di 46 anni, che forse l'ha anche odiato, però poi probabilmente l'ha anche odiato, poi è arrivata al perdono e lì è bellissimo, è poesia. Sì, quello che mi ha proprio affascinato è quello. Tra l'altro il mio problema quando faccio questi lavori è capire se poi chi ha scritto la storia vede quello che ha scritto. Funziona così. Io una volta che ho fatto il corto, durante la cerimonia di premiazione viene proiettato ed è questo il premio per quella sezione lì. Il mio timore è sempre guardare l'espressione di chi ha scritto, se veramente ho colto nel suo... Per questo corto addirittura lo scrittore mi ha detto che era una storia autobiografica, però al contrario. E gli ha detto, hai colto proprio quello, bene, mi fa piacere, però era una storia autobiografica, al contrario, non era l'uomo che era andato via, ma era la donna che era andata via, madre di figli che ha lasciato il padre con i figli soli. Ed è autobiografica, quindi bellissimo. Mi ha fatto anche piacere capire che insomma ero entrato all'interno di quello che lui voleva dire. C'è stato anche ovviamente non solo la lettura ma anche la conoscenza dell'autore del racconto. L'ho conosciuto dopo, quando abbiamo presentato, sì. Per la verità no, questo qui lo conoscevo perché il corto precedente era sempre lo stesso autore. A me mi arrivano i corti, i manoscritti che sono sigillati, non so di chi sono. Per 2 anni, cioè il primo no, ma il secondo e il terzo dello stesso autore, beccato proprio lo stesso autore. Infatti per fare questo è stato un po' di, come dire, era un po' dubbioso se farlo, ma mi piaceva troppo, tant'è che abbiamo parlato con la giuria, ma stiamo primando 2 anni lo stesso autore, diceva, è a tua descrizione, se vuoi farlo, ma mi piace troppo, non posso non farlo. E quindi l'ho fatto lo stesso, non me ne sono pentito.
No, invece io ho il fatto dell'uso di 2 lingue diverse per la protagonista, e per il protagonista l'ho letto, vabbè, ovviamente so cosa c'è dietro perché se ne è parlato prima. Avessi visto il corto così dall'inizio senza nessuna informazione, l'avrei interpretato come comunque una bambina che cresce senza il padre, che magari è sardo, logudorese, in una famiglia d'adozione o dei parenti, quindi nella famiglia magari della mamma che si parla gallurese, quindi una cosa normale, come rientra appunto, come dicevate voi, sì, nella natura della nostra società. Ma il bello è questo dei lavori artistici, che un autore lo fa, poi sta a chi lo legge, a volte anche dando motivazioni involontarie, perché esatto. non è detto che chi ha scritto abbia pensato questo, anche perché l'ha scritto completamente in logudorese. È stata una scelta più tecnica, perché comunque mi sembra che fosse credibile chi recitava, però tutto sommato sia la lettura che ha fatto innanzi Filippo, sia la sua, sì, è buona, mi piace. In qualche modo diciamo avvalorava la storia, e la storia in sé dava una spiegazione poi alla scelta. E poi riguardo al discorso dell'atteggiamento della figlia nei confronti dell'abbandono, eccetera, ho letto soprattutto nell'ultima frase, quando parla dell'inverno che viene, una metafora del fatto che essa stessa si aspetta che non vada tutto a gonfie vele, nel senso, l'inverno che viene è la metafora del dobbiamo comunque metabolizzare tutto questo insieme. Infatti lo dice all'inizio che non sono facili da dimenticare 40 anni. Esatto, sì. Sì, questo sicuramente lei questo atteggiamento ce l'ha alla fine. In più però alla fine lo richiama, lì l'ho voluto farlo vedere il personaggio neanche perché? Perché potrebbe avere un doppio finale, cioè potrebbe anche non esserci. Probabilmente anche lei potrebbe aversi immaginato tutto, talmente la voglia di ritrovarlo che potrebbe averla anche immaginato. Infatti alla fine non si vede, uno potrebbe pensare c'è oppure non c'è. È un'idea questa. Perché poi è molto vero quello che hai detto, no? Cioè, nel senso, noi guardiamo un film ma anche leggiamo un libro, naturalmente lo facciamo nostro con i nostri occhi, con il nostro cuore, per cui cerchiamo di leggervi quello che vorremmo leggervi e quelle che sono le nostre sensazioni e le nostre percezioni, però è anche la bravura dell'artista, quando un artista ti offre un lavoro di questo tipo e non te lo concede a scatola chiusa, cioè, e ti lascia lo spazio per pensare ai diversi livelli tematici e anche possibilmente a diversi temi, ecco, lì vi è la bravura. È ovvio che alcune immagini, faceva notare prima Filippo, facilitano alcuni suoni, perché abbiamo visto l'immagine del nostro mare, quella è una delle immagini più note, non di Olbia ma della Sardegna, è probabilmente una delle immagini di Olbia, questa. Sì, di Olbia, però voglio dire, è una delle immagini più note dell'intera Sardegna, ma probabilmente del mare Mediterraneo, o perlomeno di questa parte del mare Mediterraneo. E quel suono lì, che suona il cielo in primavera, anche poetico se vogliamo, è ugualmente una sonorità a noi molto nota. Il discorso, perché mi ha fatto sorridere, perché quando hai fatto l'esempio gallurese sardo ho pensato insomma alla mamma di Calangianus e al padre di Luras, ecco, nel senso, ora scusando per la deriva campanilistica, però è vero che è una normalità questa, ed è stata una normalità soprattutto di questo territorio. Fino ad oggi la cinematografia come linguaggio ha privilegiato soprattutto il sardo, ma soprattutto anche negli ultimi anni il sardo più dell'interno, quello diciamo più barbaricino. La maggior parte dei film che abbiamo visto negli ultimi 10-15 anni sono girati prevalentemente in sardo barbaricino oppure simil barbaricino, quindi non so, l'ogliastra però quella di montagna, che è una via di mezzo tra il sardo di Argoso e il sardo di Tortolì.
È evidente però che questo tipo di sperimentazione linguistica nel cinema è possibile farla con riguardo a questo territorio, una particolare di questo territorio e probabilmente anche un'espressività artistica, ma che non è stata solo artistica, è stata anche commerciale. Io difficilmente ho conosciuto estrattori e commercianti di sughero calangianesi discutere e commercializzare il proprio prodotto in lingua diversa dal gallurese in qualsiasi luogo della Sardegna. Per dire, cioè, anche questa vitalità. È chiaro che oggi un tipo di mondo è scomparso e va bene, ne è rimasta traccia, però è anche altrettanto chiaro che solo nuovi mezzi potenti possono sciogliere nuovamente il nostro cuore di fronte a quel mondo lì, che in parte c'è, in parte no, se c'è a macchia di leopardo, diciamo quello che vogliamo, però ecco, l'immagine, la fotografia, il cinema probabilmente sono le cose che più ce lo possono far percepire nel cuore, più vicino a noi e facilitare anche uno sguardo diverso rispetto a quello tradizionale. Avete visto che sono cambiati i temi, no? Solitamente uno legge una poesia in sardo e spesso anche quelle premiate sono autocelebrative della Sardegna. Poesie molto, molto liriche, comunque molto lirismo tra amore e natura quasi totale. Ecco, questo è stato il tratto poetico e stilistico. Poi ovviamente ormai tante cose anche lì sono cambiate, perché scompare la rima, scompaiono queste immagini e oggi si affronta qualsiasi tema con qualsiasi mezzo tecnico a disposizione, cioè si entra in quella che è la normalità. Allora, la normalità significa che noi, con quella che è la nostra capacità espressiva, tecnica e linguistica, affrontiamo qualsiasi tema e parliamo di qualsiasi. È la cosa che hanno in comune i tre corti è questa, oltre la lingua, e tutti e tre non parlano di Sardegna. È scritta da sardi, girata in Sardegna, interpretata da sardi, diretta da un sardo, però di Sardegna ci sono solo le immagini, ma i contenuti sono oltre la Sardegna. Ecco perché il titolo in lingua attraessende l'isola. Attraessende nel senso di oltrepassare l'isola, cioè parliamo di qualunque tematica utilizzando la lingua che conosciamo e il territorio che conosciamo. E questa è la sfida più che altro. Se vogliamo che rimanga viva la lingua. Bisogna entrare in questa normalità. Sì, la lingua è di chi la usa, è quello. Se non impariamo ad usarla e a usarla anche per comunicare, adesso non voglio fare campagna pro contro di una sala perché non è questo il contesto, no. Però quello che mi preme dire è che comunque abbiamo la possibilità di avere due lingue di natura, cioè siamo bilinguismi, nasciamo bilinguismi, siamo sardi e italiani, perché non utilizzarla? Io li ho fatti in sardo per la prima volta, sottotitolato in italiano, ma questo, per dire, uno di questi è anche stato sottotitolato in inglese, è stato presentato in Portogallo in inglese, così sottotitolo in inglese, però parlato in sardo, che poi i portoghesi capiranno comunque più di noi, per dire. Quindi è questo, la sfida maggiore secondo me è questa. Ovviamente l'espressività artistica poi consente anche di non ghettizzare troppo contesti, cioè la normalità deve essere quella di non ghettizzare l'uso linguistico, cioè vuol dire siamo stati sempre abituati, perché l'educazione più in generale è stata quella a dire ecco, in un determinato contesto uso la lingua locale, in un altro contesto invece userò la lingua italiana. La stessa cosa, guardate, sta accadendo all'italiano piano piano, perché gli allarmi non so, della Treccani, dell'Accademia della Crusca, poi in fondo sono questi, che in alcuni contesti anche in Italia e anche operatori o comunque ricercatori italiani usano solo l'inglese, ma non la deriva, perché sarebbe anche brutto chiamarla così, però la massiccia presenza di termini inglesi anche nel linguaggio giornalistico corrente, nella comunicazione via social è imponente, per cui è chiaro che questo discorso ha riguardato noi sardi, ci ha riguardato in un certo momento della nostra storia, ha riguardato sia i sardi di giù che quelli di mezzo che i galluresi, perché ci ha coinvolto tutti, però non è un discorso semplicemente sardo, ma è un discorso in realtà anche se per la Sardegna è diverso, perché comunque oggi molti vocaboli in sardo non esistono, specialmente delle nuove tecnologie, quindi è normale che mischiamo parole italiane in contesti che comunque
Per l'inglese no, perché comunque c'è sempre diciamo, la parola che è il sinonimo in italiano. Beh, diciamo però che la Sardegna è probabilmente più abituata ai sardi, no? Perché i sardi hanno già vissuto tutto questo percorso, seppure in salsa minore, però c'è un discorso che riguarda solo loro, lo hanno già vissuto, l'hanno vissuto negli anni del boom economico 50, 60 e 70 e poi si è un po' propagato fino ad oggi. Per l'Italia e gli italiani di nuova generazione ovviamente è complicato perché le invenzioni sono in inglese, sono pensate principalmente in lingua inglese, vengono comunicate in quella lingua e quindi ci sono cantanti italiani che cantano solo in inglese, alcuni sono anche abbastanza famosi, è probabile che arriveranno registi che scriveranno film solo in inglese, è un modello plurilinguistico a cui necessariamente ci si deve adattare e prendere il petto. Questo secondo me comunque non dovrebbe far paura. No, assolutamente. È una constatazione. Perché preservare la nostra cultura, la nostra identità attraverso anche l'uso della lingua non deve per forza necessariamente portare a fenomeni comunque di esclusione o di negazione di una cultura che va sempre verso, insomma, la globalizzazione anche in questo senso. No, perfettamente d'accordo. Mi chiedevo invece riguardo al discorso di trattare dei temi, diciamo, universali come l'amore, l'abbandono, il rapporto genitori-figli, qualsiasi altro tema universale, utilizzando la lingua, soltanto la lingua sarda come, diciamo, strumento di espressione, no? Si rientra comunque nel tentativo da parte, insomma, di molti esponenti della cultura sarda, letterati, non so, forse anche registi. Io di cinema non mi interesso molto, quindi sono un po' così, di in qualche modo combattere l'aspetto, diciamo, folcloristico dell'uso della lingua per, diciamo, innalzare la lingua sarda ad un livello culturale superiore, ecco. Ma è quello che dicevo prima, non bisogna autocelebrarsi, cioè utilizzare la lingua sì, ma i temi vanno affrontati, sono temi quotidiani, come vanno bene qui vanno bene in qualunque parte del mondo. Utilizzata qui secondo me è utile, scusate l'espressione, ghettizzare, come diceva lui, cioè fare praticamente del sardo e solo per i sardi non ha senso. Non ha senso. In questo caso qui dà la possibilità comunque a una lingua di essere utilizzata, perché come dicevo prima la lingua è di chi la utilizza e più si utilizza più rimane viva e l'esperimento è quello. Poi ovviamente continueremo a fare anche altre cose, faremo anche corti in italiano, faremo tutto quello che c'è, però perché escludere questo mondo? Perché questo sono stati scritti in sardo, pensati in sardo, vanno per forza fatti in sardo, altrimenti perdono la loro poeticità, se si può dire. No, aggiungo, chiudiamo, la biblioteca ci concede l'ultimo minuto, penso mi trovo molto d'accordo con il tuo discorso, cioè hai usato anche il termine chiave, cioè folklore, nel senso la folclorizzazione linguistica fondamentalmente è ciò che ci ha caratterizzato per tanti anni ed è quello che dicevo prima, in determinati contesti che è quello più familiare oppure in un certo tipo di ambiente va bene utilizzare la lingua locale, sardo, gallurese che sia o le altre varianti presenti, mentre in altri contesti è severamente vietato, quasi per tanti anni ci si è un po', non dico vergognati, però ecco, alcune generazioni lo hanno provato. La mia che ho 40 anni forse ha conosciuto il finire di quel momento, però poi era difficile riprendersi, comunque e lo è stato, diciamo. Ecco, non ghettizzare significa questo, cioè entrare in quella che è una normalità linguistica e comunicativa. Non è semplice perché i dati ci dicono che i grandi centri urbani della Sardegna, che non sono tantissimi ma sono 3 o 4, di fatto non usano più le lingue locali, vale a dire a Cagliari è molto difficile sentire il sardo, ugualmente a Sassari, cioè se nei dipartimenti di linguistica, di filologia europea in cui è presente la possibilità di studiare il sardo, in cui si va in Sardegna per sentire il sardo, diciamo che più o meno provato che è molto difficile sentirlo a Cagliari, Sassari,
probabilmente Olbia un po' di più perché ancora respira tratti paesani, perché l'immigrazione è stata più recente comunque, perché ci sono delle comunità, penso a quella di Budusò per dire molto, però a Olbia è anche facile sentire il gallurese, probabilmente la realtà cittadina rispetto a Quarto, Cagliari e Sassari è quella messa meglio. Dall'altro punto di vista, sempre qua a Olbia ci saranno più di 70 etnie, quindi lingue diverse, nuove, ci sono anche a Cagliari e anche a Sassari, sono le dinamiche del mondo global, e non so, noi dobbiamo cercare di farlo diventare un po' più local, però senza forzature stereotipate, quindi senza, ecco, in sardo e in gallurese si può parlare di qualunque cosa, anche di discorsi, non dico antisardi, però non so, butto una provocazione, antisardisti, no? Cioè, nel senso, una lingua è per tutto. E non sempre deve essere accostata, affiancata anche a un certo tipo di ideologia, altrimenti non sarebbe intellettualmente onesti. Comunicazione. Il Cagliari 2 anni fa, il Cagliari Calcio ha fatto la campagna abbonamenti in sardo, nel sardo che ovviamente si parla a Cagliari, bene o male, ho visto che è a retto alla prova del 9, sempre in termini di comunicazione. Tanti segni del territorio sono diventati dei brand, così ci dicono gli inglesi, a partire da Tiscali allo Zedda Piras, che è sardissimo, ai Cnusa. Ultimamente abbiamo avuto un tormentone web, e questo per ritornare, che però non è folklore, il ragazzo di Perfogas, che ha fatto i video sulla... No, perché questo è un caso particolare. Perché 40 milioni di visitatori. Esatto, quindi milionati di visitatori, lui lo ha fatto in modo giocoso però, non lo ha fatto nello stesso modo in cui lo faceva Beniturgo, ma non il primo Beniturgo, ma il secondo. È chiaro, mi direte, ancora una volta viene rilanciata e bombardata una campagna di comunicazione non voluta, non cosciente, perché non è nata così, vicino a uno dei più grandi stereotipi e luoghi comuni sulla Sardegna, cioè vale a dire la pecora. Questa è la realtà dei fatti. Poi questo ragazzo sia stato anche contattato dalla Vivilent che lo ha ringraziato. Io non so questi qui come abbiano visto il tutto, però ecco, è quel mondo grottesco, se vogliamo, anche in parte letterarizzabile, che può esistere quasi solo in Sardegna. Bisogna farci i conti in un modo diverso rispetto a come ci ha voluto fare i conti la generazione che comunque ci ha preceduto. Ecco, questo va detto. Noi, perché oggi magari abbiamo tra i 35 e i 45 anni, o anche chi più giovane di noi, i conti ce li deve fare in modo diverso, perché il sistema adottato prima forse non è stato molto utile da questo punto di vista. Comunque, grazie a tutti. Chi vuole può sostenere questo investimento in cultura anche acquistando il DVD. Oltre il cortometraggio che abbiamo visto, è possibile vedere anche i 2 cortometraggi precedenti. Vi ringraziamo dell'attenzione, della disponibilità e soprattutto degli interventi del dialogo. Grazie alla biblioteca per averci ospitato. Grazie a tutti.